campione del mondo di motocross. Signore e signori, facciamogli un grandissimo applauso, lui è Tony Cairoli! Il suo stile è bellissimo vedere la scena di due giri giovanili con delle mini moto. E Tony Cairoli 2-2-2 mette prima di tutto la corona d'alloro sulla sua testa e adesso arriva il trofeo perché il vincitore delle Red Bull X-Fighter Series 2010 è Nate Adams! Il ringraziamento del Flaminio a Tony Torres e Nate Adams! Che ha consegnato il primo partito appunto di questa serie del Red Bull X-Fighter 2010, ma ovviamente con i ringraziamenti dobbiamo farne parte, quindi cominciamo subito a ringraziare le autorità della città di Roma,